Andiamo nella seconda casa a fare una sessione di Spirit Box. Qui non sappiamo la storia perché il proprietario non ha lasciato scritto nulla sui muri come è successo sull'altra casa. Quindi proviamo a vedere qua cosa c'è, chi c'è, se c'è qualcuno che... C'è qualcuno qui? Ciao, io mi chiamo Luna. Tu mi dici come ti chiami? Abitavi qua? Casa di terrazzo comunque. Casa di terrazzo, abbiamo il capo di poco. Mi piacerebbe, se qualcuno restaurasse questa casa verrebbe al abitato. Perché vedi che sta crollando, lasciato il sole. Ti darebbe fastidio trovare qualcuno qui con te. Faresti una cortesia, toccheresti quello strumento che è appoggiato sopra il letto, quello con la lucina verde, e lo fai accendere. Se tu ti avvicini e lo tocchi, se tu lo avvicini e lo tocchi, si accendono le lucine. Ma tu sei la vecchina che era sull'altra casetta? Vedi, è tutto sono stufe quello lì. Tu sei morto in questa casa? Mi dispiace che è stato lasciato tutto all'infuria. Mi stai schiacciando la testa o sbaglio? Se ti servono energia, prendilo dagli strumenti, non da noi. Tu sei uno dei vecchi abitanti o quelli dei figli dei fiori? Certo come? Non ho capito. Che animale è? Mi dici che animali ci sono in questa casa? Questo era il tuo letto? Accidenti. Troppo dentro.
ho capito perché. Perché ridi? Mi spieghi perché ridi? Il vento disturba le attrezzature, sarebbe meglio che non ci fosse. Con le attrezzature noi li ascoltiamo. Grazie, mi avete fatto finire. Bravi. Ti piace parlare con noi, vedi? Ti diverti? Sei contenta? Sì, mi hai chiamato, mi chiamo Lina, sì, però tu non so come ti chiami. Mi dici come ti chiami tu? Adesso c'è di nuovo vento però. Ma sei la vecchina dell'altra casa? Ti raccontate la vostra storia? Adesso che mi gira intorno. Ciao. Fatti piacere parlare con